Esiste nel territorio di Quartu Sant'Elena un'antica chiesa intitolata la Madonna del Buon Cammino. Dal lontano 1300 sorge accanto ad una strada realizzata ai tempi della dominazione romana, quindi circa 2000 anni fa, e dal 1300 questa chiesa offre conforto, riparo ai viandanti. Era considerata come una chiesa miracolosa. Pensate che chiunque in questa zona cercava di ottenere una grazia, di ingraziarsi non tanto le divinità politeistiche dei resti dell'antica Roma, bensì i santi cristiani e soprattutto la Madonna del Buon Cammino, che avrebbe surclassato storicamente la storia di una precedente Madonna, quella della Vergine d'Itria. Possiamo osservare accanto a questo bel portale, realizzato con conci di pietra calcarea estratte nelle cave, ci raccontano i documenti storici di Cagliari, troviamo questi rudimentali sedili utilizzati per l'appunto dai viandanti per poter sostare in attesa di accedere alle funzioni religiose durante le processioni, alle feste, alle sagre e soprattutto, come vi ho appena detto, per domandare una grazia, perché questa veniva considerata come una potentissima chiesa dedicata ad una altrettanto famosa figura, la Madonna del Buon Cammino, che era la protettrice dei viandanti e di coloro che andavano, vedete, i cosiddetti carradores, quindi coloro che utilizzavano i carri con i buoi o con altri animali da somma per poter raggiungere altre località. E poi laggiù arrivò la storia del lago del Simbirizzi, che forse non tutti conoscerete. Questa chiesa, questo tempio sacro, secondo ad una antichissima leggenda, sarebbe sorto sui resti di una città sommersa dal lago, la città di Simbilis, secondo alcuni studiosi, da qui il nome Simbirizzi al Grande Lago, che avrebbe sommerso resti di case, di abitazioni, e pensate di una preesistente chiesa della quale le leggende raccontano di un suono delle campane che si sentirebbe nelle giornate di vento e soprattutto in quelle più tempestose. Naturalmente questa è una leggenda, però le leggende hanno sempre un fondo di verità. Non sembri un'assurdità, ma in questo periodo di siccità, di torrida estate, i resti di preesistenze storiche e archeologiche si intravedono in una collinetta che funge da sponda laterale del bacino artificiale, di questo lago artificiale, che viene utilizzato per l'approvvigionamento idrico di un vastissimo territorio. Su questo lato, quel che rimane di un'antichissima chiesa che quest'oggi vi abbiamo fatto scoprire. Continuate a seguirmi e a arrivederci al prossimo approfondimento. Tutt'attorno all'edificio sacro incontriamo resti di colonne antiche, per lo più di epoca romana, ed altri reperti sparsi in questo vasto territorio attestano che questa chiesa è sorta quasi certamente su un sito più antico, sul luogo preesistente. In queste strutture troviamo anche il forno per poter cuocere il pane e i dolci, anche in occasioni di eventi particolari, ad esempio di sagre e di feste. Continuate a seguirmi e arrivederci al prossimo approfondimento. Ciao!